che cosa parla lo spettacolo che presentate oggi in una 3 giorni che parla di mafia in Veneto? Allora, questo spettacolo si intitola Aspide e Gomorra in Veneto e parla di un caso realmente accaduto nella città di Padova. Il caso è conosciuto come Aspide o Operazione Serpe. È un caso di casalesi insinuatisi in territorio veneto che hanno usurato più di 130 imprenditori. Solo uno ha deciso di denunciare. Il suo nome è Rocco Ruotolo e noi raccontiamo la sua storia. Che cosa gli era successo? Rocco Ruotolo era un imprenditore in difficoltà come molti. Il fatto è avvenuto 13 anni fa. O meglio, la data del processo è del 2011. Aspide o Operazione Serpe operavano dal 2009. Rocco Ruotolo era un imprenditore in difficoltà che si è rivolto alle persone sbagliate. Loro avevano messo un annuncio sul Mattino di Padova, sembravano assolutamente persone distinte e affidabili, dopodiché sono arrivate richieste di interessi sempre più pressanti, lo spossessamento dei beni di Rocco, quindi ha dovuto cedere tutto, azienda, tutto quello che aveva, e poi decide finalmente di denunciare e la polizia gli chiede di fare da infiltrato per raccogliere prove. Rocco coraggiosamente sceglie in qualche modo di collaborare e di dire le cose come stanno. E noi raccontiamo la sua storia perché pensiamo sia doveroso farlo. I due personaggi, una giornalista, sono io, e racconto i fatti, ricostruisco i fatti, li imparo, come ho fatto io del resto da padovana, non conoscevo questa storia, e Rosalina Ruotolo, in realtà la moglie, racconta l'aspetto più umano di questa decisione che ovviamente ha avuto un impatto incredibile su tutta la famiglia di Rocco Ruotolo e raccontiamo questa storia che crediamo sia doveroso raccontare per mettere in guardia le persone che la mafia non è qualcosa di territoriale, ma ormai è una rete che tocca tutta Italia e tutte le relazioni lavorative, ahimè.